Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio per la diretta esclusiva al chiosco De Isparis di Barissardo. Un saluto naturalmente a tutti coloro che seguiranno la partita in presa diretta tra il Siliqua e il Barissardo per la 13ª giornata del campionato di promozione Girone A. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Il Siliqua del neotecnico Marco Farci schiera Caddeo tra i pali, il 4-3-3 con Frau, Mameli, Maccioni, Nicolazzeni, Piloni, Cossu, Cucceddu, Amoratti, Secci e Nonnis. Questo l'11 iniziale della formazione padrona di casa. Risponde il Barissardo con Cozza, Ferreri, Pirodi, De Plano, Pistis, Fanni, Arras, Staffa, Magari, Mameli e Lotto. Il tecnico naturalmente Michele Cannas. Dirigono l'incontro il direttore di gara, il signor Melis della sezione di Ozieri. I due assistenti sono il signor Melis della sezione di Cagliari e il signor Basciu della sezione di Carbonia. Subito titolare in acquisto Amoratti, di rientro dopo l'esperienza col Guspini. Difesa a 4 con Frau, terzino destro. L'esterno di sinistra è Francesco Mameli, il difensore centrale è Nicola Azzeni con Pilloni. Anzi, difensore centrale con il numero 4 è Maccioni, il centrocampo a 3 con l'esterno di destra il numero 7 Cossu, l'esterno di sinistra il numero 11 Nonnis, in attacco a Moratti, a centrocampo Cucceddu con Pilloni. Parte il Barissardo, primo pallone giocato sull'auto di destra, recupera la sfera Cossu, la gioca il cambio di gioco di Cucceddu, anticipo pulito della difesa del Barissardo. Subito Barissardo in possopalla, Barissardo in maglia bianca, pantaloncino blu e calzettone blu. Risponde il Siliqua con la maglia gialla, pantaloncino blu e calzettone giallo. La finta di Pirodi, l'ex giocatore del Lanusei, tenta il cross, palla giocata ancora su Ferreri, il lancio di Ferreri, palla dentro per Pirodi, il controllo viene fermato dal diretto avversario. Calcio di punizione, il fallo sul numero 2 Frau, calcio di punizione per il Siliqua. Sul punto di battuta arriva Maccioni, il destro di Maccioni, palla lunga, stacca in fase difensiva il centrale di sinistra del Barissardo, ancora fallo laterale per la formazione ospite. Ancora 0-0 il risultato, stacca più in alto di tutti Cucceddu, ancora Pirodi, poi lo stesso Pirodi, la finta, mantiene il posto palla Pirodi, pallone giocato all'indietro. Il tocco per Capitan De Plano, sull'auto di destra arriva il numero 7 Arras, porta palla Arras seguito dal numero 10 Secci, ancora Arras che viene fermato da Mameli, poi Nicolazzeni allontana tra i piedi del capitano De Plano, ancora pallone dentro, esce l'estremo difensore Caddeo, chiama la sfera, lo protegge il compagno di squadra, vale a dire Azzeni, la sfera tra le mani dell'estremo difensore Caddeo che la può rimettere prontamente in gioco. Il destro di Caddeo, rilancio lungo, stacca ancora di testa Pistis, calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa. Sul punto di battuta arriva Cucceddu, Nicolazzeni prova la conclusione dalla distanza, pallone sul fondo. Cercato di sorprendere l'estremo difensore Cozza, pallone troppo alto rispetto alla porta difesa dall'estremo difensore del Barissardo. Si ripartirà con la rimessa in gioco col sinistro dello stesso Cozza, pallone che arriva nella zona di Pirodi, la tiene in campo ancora Pirodi, va via Magari, palla dentro per Lotto, ancora Lotto vince il rimpallo, arriva Caddeo al limite della propria area di rigore, fa solo la sfera con le mani
la rimette prontamente in gioco, il rilancio ancora a lungo, Pistis ancora di testa, mette giù la sfera il numero 11 Nonnis, poi c'è il fallo sull'esterno di sinistra della formazione nata da Marco Farci. Calcio di punizione Cucchedu sul punto di battuta, pallone morbido verso Azzeni, poi è Pirodi che controlla la sfera, all'ultimo tocco il suo, fallo laterale in favore del Siliqua con le mani. Pilloni, il controllo, si accentra Pilloni, il cross con la sinistro, pallone fatto sfilare da Ferreri che passa e termina sul fondo. Rimessa in gioco ancora Cozza, (0-0) ancora il parziale, stacca Maccioni, il fallo sul numero 9 Magari, calcio di punizione già battuto dal capitano De Plano per Pirodi sull'Odi sinistra, ancora Pirodi si accentra, ancora Pirodi, il dribbling, passa in mezzo a due avversari, poi viene fermato dal diretto avversario, ancora Pirodi in pressing, c'è il fallo di Pirodi, calcio di punizione in favore del Siliqua, rilancio lungo, Ferrelli di testa ancora per Pirodi, palla in verticale, arriva prima di tutti il numero 4 Maccioni, ma la palla ha già superato la linea del fallo laterale, rimessa in gioco con le mani per Frau, il rilancio, palla sollevata da Maccioni, la stessa ha superato però la linea del fallo laterale, si ripartirà con la rimessa in gioco per la formazione ospite. Arriva Ferrelli con le mani, rilancio lungo, ancora Maccioni di testa, il controllo poi del numero 7 Cossu, l'ultima deviazione è di Magari in fallo laterale, rimessa in gioco a Moratti, passa in mezzo a due giocatori, viene fermato dal terzo, il numero 8 Staffa, riparte così il Balisardo, ma c'è il tocco sbagliato, capisce tutto Nicola Azzeni, il lancio lungo intercettato ancora di testa dal numero 6 Fanni, ancora Arras, il controllo seguito dal numero 10 Secci, ancora Arras, pallone toccato dentro, Azzeni allontana, ancora Azzeni nella zona dove agisce il numero 7 Cossu, scarica all'indietro per Frau, il rilancio di Frau, pallone ancora in fallo laterale. Ancora Ferrelli, rilancio con le mani, Pirodi di testa prolunga, palla controllata dal numero 10 Andrea Mameli, ancora palla allargata sull'out di destra dove c'è il numero 7 Arras, ma arriva prima Mameli, il controllo di Cucchedu, palla giocata dentro, il lancio di Pilloni, lancio di Pilloni che poi rimane a terra, richiamo verbale del direttore di gara, del capitano De Plano. C'è giocata da Maccioni, Francesco Mameli allarga sull'out di sinistra, riceve ancora dal numero 10 Secci, adesso l'intervento deciso del numero 11 Lotto, calcio di punizione in favore del Siliqua.
Calcio di punizione per il Siliqua. Si aspetta il fischio del direttore di gara. Pallone che arriva verso il secondo palo. Azzeni alla deviazione, blocca Cozza. Punizione calciata molto bene dal numero 3 Francesco Mameli. Pallone messo all'interno dell'area di rigore. Svetta, ancora Svetta, Azzeni. Ancora Nicola Azzeni, pressato. C'è il fallo poi su Francesco Mameli, calcio di punizione. Azzeni alla battuta, lancio lungo, dove c'è il numero 11 Nonnis, controlla Nonnis ma viene fermato dall'altro numero 11 Lotto. Riparte così il Siliqua, ancora palla dentro per Nonnis. Il contrasto vinto da Nonnis, pallone mantenuto in campo ancora da Secci. Ancora Secci che sbaglia. Nonnis. Arriva a rimorchio il numero 7 Costu, palla spedita ancora in fallo laterale. Fallo laterale per il Siliqua, ancora in zona d'attacco a Moratti col petto, poi c'è il contrasto vinto ancora dalla Baristardo, c'è il fallo di Francesco Mameli. Arriva il giallo, primo giallo della partita. (10 minuti e 30 secondi). Il giallo per Francesco Mameli. Calcio di punizione sul punto di battuta Pistis. Ancora Pistis, il lancio lungo, arriva l'intervento ancora in anticipo della difesa del Siliqua, palla al centrocampista centrale Cuccheddu, sbaglia il tocco, ancora Barisardo, c'è l'intervento deciso di Azzeni. Adesso Cuccheddu alleggerisce, ma la palla recuperata ancora dal Barisardo con Piroddi. Il cross col sinistro nella zona dove c'è Mameli, prolunga di testa Mameli, ma arriva la segnalazione dell'assistente del direttore di gara, il signor Melis Di Cagliari, che segnala così il fuorigioco di rientro del numero 10 del Barisardo. Calcio di punizione, Cadeo sul punto di battuta. Ancora Cadeo, salta De Plano, palla recuperata ancora da Cuccheddu, poi De Plano. Il lancio lungo, ancora palla dentro per il numero 11, Lotto. C'è il tocco di Cozza, calcio di rigore per il Siliqua. Arriva velocissimo Nonnis. Anticipa l'estremo difensore Cozza, calcio di rigore per la formazione padrona di casa. Sul punto di battuta a Moratti, palla sul dischetto, minuto numero 12, 40 secondi, parte a Moratti, il destro di Amoratti, palla fuori, sbaglia il rigore a Moratti, lo ha intuito comunque Cozza, ci sarebbe probabilmente arrivato.
ci sarebbe probabilmente arrivato. Comunque Cozza si è disteso dalla parte giusta, calcia male a Moratti, palla direttamente in rimessa dal fondo, ancora lancio lungo, Azzeni di testa, poi il controllo del numero 8 Cuccheddu, ancora Cuccheddu in mezzo a due giocatori, palla filtrante, la sponda di testa di Kossu per Moratti, capisce tutto Pistis, ancora il cambio di gioco del numero 9 Magari, pallone lungo ricevuto comunque e controllato ancora dal Balisardo, il cross, ancora Nicolazzini di testa, palla in laterale, il cross di Arras dalla destra, laterale con le mani Arras verso il numero 9 Magari, ancora Magari, si gira il cross, ancora Azzeni di testa, poi Nonnis prolunga De Plano, il doppio controllo, ancora De Plano, pallone che rimane là, Moratti all'indietro per Azzeni, il controllo ancora sul numero 11 Nonnis, lo stacco di testa di Fanni, lo stacco deciso di Fannis, ma c'è il calcio di punizione in favore del Siliqua. Ancora Nonnis protagonista dopo aver subito il fallo del calcio di rigore, adesso si prende un calcio di punizione. Cuccheddu sul punto di battuta, parte lui, pallone sul lato di destra, ancora il Siliqua con Moratti, Mameli, ancora Moratti, salta due avversari, palla dentro, anticipato ancora il numero 3 Mameli, calcio di punizione, il fallo commesso da Arras, calcio di punizione al limite dell'area di rigore del Balisardo. (15 minuti e 30 secondi trascorsi in questa prima frazione di gioco, ancora 0-0 il parziale tra Siliqua e Balisardo qui al comunale Grassetti di Siliqua. Sul punto di battuta Capitan Azzeni con il numero 4 Marcioni che si allontana, sembra parlottare, potrebbe calciare lui col sinistro, invece arriva la battuta col destro, pallone che gira troppo alto sopra la traversa, la conclusione del numero 7 Kossu. Adesso al giro di Kossu, calciata malissimo la punizione dall'esterno di destra della formazione padrona di casa, ancora il rilancio lungo di testa, questa volta a Pilloni, poi Pistis, arriva a Pirodi, ma prima di lui arriva Frau, mette giù la sfera, ancora Kossu allarga dalla parte opposta, si ferma Nonnis, viene anticipato ancora dal numero 7 Arras, Nonnis all'indietro per Cuccheddu, il destro ribattuto, ancora Cuccheddu, recupera palla giocata dentro ancora per il numero 6 Pilloni, esce poi il Balisardo, magari allarga sul lato di sinistra dove arriva Pirodi, porta palla Pirodi, subito supera la linea mediana del campo, ancora Pirodi, le finte cerca e non trova perché probabilmente arriva con un pizzico di ritardo, il passaggio verso Staffa, fermato ancora in fallo laterale. Pirodi, ancora palla dentro, messa da magari, lancio lungo, Azzeni di testa nella zona dove c'è soltanto Pistis, il controllo, ancora Pistis, il lancio lungo, Mameli, palla messa dentro, capisce tutto Maccioni che allontana, Pistis di testa, ancora Staffa, mette giù la sfera, allarga per Pirodi, ancora Pirodi, vince il contrasto
pallone che rimane in campo, tenta anche il dribbling Pirodi, l'ultimo tocco secondo lui è del numero 4 Maccioni, secondo il direttore di gara invece l'ultimo tocco è dell'esterno di sinistra del Barissato. Si ripartirà con la rimessa in gioco per la formazione padrona di casa, già effettuato da Caddeo verso Maccioni, ancora Maccioni, il destro nella zona dove arriva prima di tutti Fanni, poi Cuchedu prolunga, ancora Moratti anticipato, adesso Nonnis recupera la sfera all'8, può ripartire ancora il Barisardo con Mameli, ancora Mameli, esce via lui, palla al piede, De Plano cambia gioco, fa sfilare la sfera verso Pirodi che poi però sbaglia, ancora Cossu, palla dentro, c'è l'intervento di Pistis per 2 volte. Fratellale ancora per il Siliqua, Moratti il controllo, mette giù la sfera, scarica ancora all'indietro, palla giocata verso Cossu, il controllo dell'esterno, cerca il colpo di tacco affrontato da 2 avversari, l'ultimo tocco il suo, palla in fallo laterale. Ancora rimessa in gioco con le mani, pallone che termina direttamente in laterale. Sbaglia Cuchedu. Cerca la girata di prima intenzione, palla che termina in laterale, rimessa in gioco Ferrelli con le mani, ancora Cuchedu di testa, poi c'è Pilloni, alza il pallone Pilloni, fermato ancora da Pirodi, poi tocca all'indietro del numero 5 Pistis verso l'esterno difensore Cozza. Ancora Cozza, il rinvio, l'anticipo pulito del numero 2 Frau, porta palla Cossu, ancora Cossu, il rilancio lungo, recupera ancora Cuchedo all'indietro per Frau, Maccioni, palla giocata in verticale, recuperata però ancora dalla Siliqua, il rilancio lungo di Frau verso Moratti, pallone troppo lungo, Pistis aspetta Cozza che esca dalla propria area di porta, dall'arietta, per recuperare il pallone con le mani, può effettuare il rinvio in questo momento. Ancora Cozza col sinistro, pallone che arriva nella zona di Pirodi, il controllo dell'ex giocatore del Lanusei, l'ultimo tocco del numero 2 Frau. Ancora Mameli, palla giocata centralmente, arriva poi l'intervento sul numero 10 Secci, calcio di punizione, in favore del Siliqua. Ancora Zeni, il sinistro di Azzeni, rilancio lungo, c'è l'intervento di testa di Fanni, palla spedita in fallo laterale. A Moratti la sponda, pallone tra i piedi del numero 10 Secci, ancora Secci, porta palla a Secci ma viene fermato dalla difesa del Barisardo, poi la sponda per Capitan De Plano, cambia tutto De Plano dalla parte dove continua ad andare su e giù il numero 3 Pirodi, ancora Pirodi cerca il tocco ma viene fermato ancora da Piloni, poi Cossu, il controllo di Cossu, salta 2 avversari, salta anche Capitan De Plano, ancora Cossu, pallone dentro per Moratti, pallone troppo lungo che termina direttamente sul fondo.
Perché? Perché vediamo un po'. Ah, ombrello. Rilancio lungo di Cozza, di testa arriva il numero 8 Cucchedu, poi ancora il Barisardo, pallone dentro per Mameli, gol! Il Barisardo in vantaggio col tocco del numero 10 Andrea Mameli, che va ad anticipare l'estremo difensore Caddeo. Il tocco morbido di Mameli supera Caddeo, sblocca il risultato. Barisardo 1, Siliqua 0 al minuto numero 22 e 45 secondi, sblocca il risultato il numero 10 Andrea Mameli. Riparte subito il Siliqua, palla sull'out di destra dove c'è Frau. A sinistra, ce n'è solo a sinistra. Ancora palla dentro, Moratti non riesce a controllare, palla che termina sul fondo. Rilancio di Cozza, prolunga del plano di testa, ancora il tocco del numero 8 Cucchedu, poi Azzeni che esce dalla propria tre quarti di campo, palla al piede, palla sull'out di destra, ma capisce tutto Staffa, riparte così Magari, il cross di Magari sul secondo palo, c'è Mameli, Caddeo capisce tutto, esce in presa bassa, recupera il pallone, rimesso subito in movimento verso Cucchedu. Ancora Cucchedu, il lancio lungo per il numero 11 Nonnis, ancora Nonnis, si accentra Nonnis, un altro dribbling, c'è il fallo poi di De Plano e arriva il giallo da parte del capitano De Plano. Calcio di punizione per il Siliqua. Mentre scende una pioggia leggera sul comunale di Siliqua. Calcio di punizione sul punto di battuta, vediamo Cucchedu e vediamo Nicola Zeri. Arriva il fischio, parte Cucchedu col destro, pallone che passa, non trova nessuna deviazione, palla che termina sul fondo. Ancora Cozza. Cozza, la rimessa in gioco col sinistro, lancio lungo nella zona dove c'è ancora Pirodi che stacca di testa ma viene anticipato dal numero 6 Pilloni. E tu? Fa laterale ancora per il Siliqua, sul punto di battuta arriva il numero 2 Frau, rimessa in gioco, sbaglia però la posizione, c'è il fischio del direttore di gara, palla che torna in possesso del Barisardo.
Ancora Ferreri con le mani, rilancio lungo, salta Cucchedu, poi c'è Del Plano in anticipo, Maccioni ancora di testa, poi Staffa, cerca e trova, magari arriva sull'out di destra il numero 7 Arras, il cross di Arras, Cucchedu arriva prima di tutti, spedisce la palla in fallo laterale, anzi il pallone che rimane in campo, arriva in questo momento in fallo laterale. Ancora magari viene fermato dal numero 11 Nonnis, che poi cerca Amoratti, c'è l'intervento in scivolata di Del Plano, palla in fallo laterale. Rimessa in gioco ancora della Siliqua, poi Pistis allontana però nella zona dove c'è Cucchedu, passa il pallone, subito dietro c'è Maccioni, lancio lungo ancora, Pilodi di testa, magari la Staffa di prima intenzione ma arriva a Zeni in copertura, adesso Maccioni il dribbling, poi il lancio lungo però c'è Pistis ben appostato, recupera lui la sfera, pallone dentro per magari, ancora magari vince il rimpallo, poi arriva la copertura del numero 3 Mameli che allontana, riparte così il Barisardo. Cambio di gioco nella zona dove c'è Staffa, il controllo di Staffa, pallone messo dentro per Mameli, prolunga Mameli, è lui stesso che arriva sul pallone, poi lo anticipa ancora l'altro Mameli, Francesco Mameli in fallo laterale. Già rimessa in gioco, ancora palla recuperata dalla Barisardo all'interno dell'area di rigore, pallone messo fuori, la conclusione deviata del numero 9 magari. Cadeo rimette subito in movimento Cossu, gioca corto per Piloni, Piloni sbaglia però il controllo, poi c'è il fallo di Piloni, il fallo sul numero 3 Pirodi. Vai all'asilo a imparare a arbitrare, scemo! Calcio di punizione per il Barisardo. 30° minuto, sempre 1-0 in favore del Barisardo grazie al gol messo a segno dal numero 10 Andrea Mameli. Adesso sbaglia magari la conclusione, Pistis alleggerisce per Ferreri, il controllo dell'esterno del difensore sinistro del Barisardo. Adesso c'è il calcio di punizione, il fallo sul numero 3 Francesco Mameli, rimane a terra Mameli, si rialza in questo momento. Azzeni per Maccioni, ancora Maccioni cerca e trova Cucchedu, posizione centrale, ancora il lancio di Cucchedu nella zona dove c'è Nonnis ma viene anticipato dal numero 7 Arras, fallo laterale ancora per il Siliqua, già rimesso in gioco, ancora Cucchedu, palla dentro per il numero 11 Nonnis, giusta l'idea, pallone che però schizza via e termina sul fondo. Ancora Cozza, la rimessa in gioco, stacca di testa Pilloni, palla nella zona dove agisce Amoratti, poi Del Plano, Pistis, il lancio di Pistis è buono per Pirodi, pallone che tocca a terra, schizza e termina in fallo laterale, già rimesso in gioco in questo momento da Frau, poi c'è Pirodi in anticipo, c'è il calcio di punizione in favore del Siliqua, mette in movimento Maccioni, mette in movimento Cucchedu, pallone lungo per Cossu, il controllo, ancora Cossu cerca il fondo, va via alla diretta avversario, vuole a dire Ferreri, l'ultimo tocco è dell'esterno del Siliqua, si ripartirà con la rimessa in gioco da parte dell'estremo difensore Cozza.
Ancora Cozza nella zona dove c'è Pirodi, ma stacca il numero 2 Frau, è lui che tocca il pallone per ultimo, fallo laterale ancora per il Balisardo. Ferreri sul punto di battuta, passa, capisce tutto Cucchedu, recupera la palla, poi però gioca male ancora Pirodi, che viene fermato in fallo laterale. E lo stesso Pirodi alla rimessa in gioco, c'è magari libero. Ancora Pirodi con le mani, palla dentro per Staffa, il controllo, scarica ancora per Pirodi di prima intenzione, il cross, pallone all'interno dell'area di rigore, vince il contrasto ancora Arras. Adesso parte Cossu in velocità, palla messa dentro verso Amorati, capisce tutto Pistis, ma torna ancora Cossu, c'è il contatto non visto col numero 2 Ferreri, poi lancio lungo nella zona dove c'è Mammeli, allontana Cadeo, ancora a terra Cossu, fischia il direttore di gara. Grazie. Ripara dal vento. Vai e curati la medicina, scemo! Ancora palla 2, pallone che viene restituito dalla Balisardo, il numero 10 Mameli, Andrea Mameli restituisce la sfera all'estremo difensore Cadeo, il pallone dentro l'area di rigore, Cadeo rilancia col destro nella zona dove c'è il numero 8 Staffa che stacca più in alto di tutti, ancora palla dentro Mameli, il controllo, si gira Mameli, allarga verso Arras che però scivola, viene fermato ancora dal numero 11 Nonnis, poi Maccioni, ancora Pirodi, sbaglia il tocco anche Pirodi di testa, prolunga il numero 6 Pilloni, palla dentro ancora per Pilloni dalla destra, il cross di Pilloni, Cozza chiama la sfera, la fa sua. Ancora Cozza, la rimessa in gioco con le mani verso Ferreli, pallone all'indietro verso Pistis, ancora il centro difensivo della formazione allenata da Michele Cannas, il lancio lungo che cerca e trova sempre il liberissimo Pirodi, questa volta gioca corto con magari il cross di magari sul secondo palo, Mammeli anticipato, ancora Pistis in anticipo su Amoratti, poi c'è l'intervento in gioco falloso del numero 11 Lotto, riparte subito il Siliqua, la battuta del numero 4 Maccioni, tutto da rifare, si ripartirà con il calcio di punizione già messo in movimento da Zeni, porta palla a Secci, scarica ancora per Francesco Mameli, le finte, cerca di rientrare verso il centro del campo, viene fermato ancora l'altro Mameli, vale a dire Andrea, calcio di punizione in favore del Balisardo. Sul punto di battuta arriva il numero 5 Pistis, ancora Pistis in profondità verso Magari, ma viene anticipato di testa, adesso Pilloni, il controllo col petto di Cucchedu, poi Cossu, la palla in verticale di Cossu per Amoratti, pallone intercettato ancora da Ferreri, poi De Plano cerca e trova il taglio del numero 7, vale a dire Arras, adesso palla che termina sul fondo, l'ultimo tocco del numero 8 Staffa, rimessa in gioco.
Cadeo sul punto di battuta. Ancora palla nella zona centrale, Piloni stacca più in alto di tutti, poi Amorati, il controllo, spalle alla porta, cerca di accentrarsi Amorati, poi il contrasto tra De Plano e Cucchedu. Ancora De Plano, arriva in anticipo, perde palla il numero 10 Secci, pallone ancora dentro, sbaglia la difesa del Balisardo, ma per sua fortuna c'è sempre Pistis ben posizionato, poi di testa Ferrelli all'indietro per l'estremo difensore Cozza. Ancora Cozza, il rilancio, stacca Pirodi di testa, poi magari ancora palla dentro, ma c'è il tocco col braccio di Maccioni, calcio di punizione in favore del Balisardo. Ma noi non ci hanno dato un rigore, giocato con la maglia, quello gli ha dato la punizione. Staffa sul punto di battuta. Ancora Staffa col destro, pallone che arriva all'interno dell'area di rigore. Parte Cosu, fermato ancora da Pirodi e da Arras, ancora Arras, il cambio gioco nella zona dove c'è ancora Ferrelli, il cross di Ferrelli, ancora Ferrelli, pallone calciato forte dal numero 2 del Balisardo, respinto ancora da Nicola Zeni in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Balisardo, c'è Staffa col destro, parte Staffa, pallone che arriva all'interno dell'area di rigore, adesso De Plano in anticipo, ancora Pirodi, il controllo, la giocata di Pirodi, rilancia ancora a lungo Fanni, Azzeni, il controllo di Nonnis, ancora Nonnis, mantiene il possesso di palla Nonnis, taglia il campo in diagonale, ancora Nonnis, c'è il contatto col diretto avversario, tutto regolare secondo il direttore di gara. C'è addirittura il giallo per Nonnis. Arriva anche Capitan Azzeni a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Fa laterale ancora per il Balisardo, Ferrelli sul punto di battuta, palla verso Pirodi, viene anticipato di testa da Cucchedu. Adesso calcio di punizione per la formazione padrona di casa. Già rimessa in gioco Azzeni per Cucchedu, il lancio lungo, Pirodi fa sfilare la palla direttamente all'estremo difensore Cozza, recupera la sfera, la può rimettere prontamente in gioco. Ancora Cozza, c'è adesso il fallo di Cucchedu,
calcio di punizione in favore del Balisardo, già battuto da De Plano verso Pirodi, il controllo col sinistro, ancora Pirodi, si accentra col destro, il cross intercettato da Maccioni. Adesso De Plano, ancora De Plano, allarga dove arriva il numero 7 Arras, interviene di testa Mameli che subisce in fallo laterale. Stiamo entrando nel 44esimo minuto di gioco, ancora Sirico 0, Balisardo 1. Ancora il cross deviato dal numero 10 Secci in calcio d'angolo. Calcio d'angolo sul punto di battuta. Pallone questa volta calciato col sinistro, allontana Maccioni, il controllo di De Plano, il destro di De Plano smorzato ancora da Maccioni. Palla recuperata dall'estremo difensore Cadeo, il destro di Cadeo, palla nella zona di Amoratti. Adesso salta ancora Maccioni. C'è l'intervento su Pistis, palla sul lato di destra ancora per Pirodi che sbaglia il controllo, palla che termina in fallo laterale. Cucchedu gioca corto per Pilloni, ancora Pilloni dalla parte centrale per Secci, ancora Secci, palla dentro per Cossu, sbaglia Cossu, Pistis allontana nella zona dove Azzeni salta più in alto del numero 10 Mameli, ancora magari il dribbling. Palla allargata ancora sul lato di sinistra dove arriva Pirodi, c'è la sovrapposizione di Staffa. Ancora Pirodi, il lancio con la sinistra, palla ribattuta ancora dal numero 2 Frau, palla in fallo laterale. Già rimesso in gioco, ancora Staffa con l'attacco per Pirodi, ancora Pirodi 1 contro 1 con Frau. Fa carambolare la sfera sul numero 2 del Sirico, pallone in fallo laterale. Ancora rimessa in gioco, il colpo di tacco di Staffa, ancora Pirodi. Pirodi in mezzo a due giocatori, la palla rimane là, arriva Azzeni che poi spedisce in fallo laterale. Ma arriva anche il duplice fischio o meglio il fischio del direttore di gara che chiude i primi 45 minuti di gioco qui al comunale Grassetti di Siriqua. Siriqua 0, Balisardo 1, linea alla regia. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura.
La società Bartolo Efisio Eredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartolo Efisio Eredi sostiene lo sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ancora in diretta dal Comunale Grassetti di Siliqua per assistere alla seconda frazione di gioco della 13ª giornata del campionato di promozione tra Siliqua e Barisardo. 1-0 il parziale, o meglio 0-1 il parziale sino a questo momento dell'incontro. Barisardo in vantaggio grazie al gol messo a segno dal numero 10 Andrea Mameli. Diamo un'occhiata subito alle formazioni. Siliqua che schiera ancora Caddeo, Frau, Mameli, Maccioni, Azzeni, Pilloni, Cosu, Cucchedu, Amorati, Secci e Nonnis. Risponde il Barisardo con Cozza, Ferrelli, Piroddi, De Plano, Pistis, Fanni, Arras, Staffa, Magari, Andrea Mameli e Lotto. Non ci sono stati cambi in questo avvio di ripresa. Ancora stessi effettivi in campo. Adesso Siliqua a calcio d'angolo, palla che arriva sul secondo palo, stacca di testa il numero 6 Pilloni, colpisce la base alta della traversa e termina sul fondo. Ancora il rilancio da parte di Cozza, fallo laterale ancora per il Siliqua. Arriva Frau con le mani, rilancio lungo, ancora Pirodi di testa, poi Pilloni cerca di giocare il pallone pressato ancora da Pirodi, le finte di Pilloni, scarica sul numero 10 Secci, il controllo, palla sulla di sinistra dove arriva il numero 3 del Siliqua, Francesco Mameli, ancora Secci, allarga per Nonnis, il tunnel di Nonnis, poi c'è il contrasto tra il numero 6 Fanni e lo stesso Nonnis, palla sull'auto di destra, adesso Frau in anticipo su Pirodi, va Frau, si accentra, palla giocata dentro ancora, c'è l'anticipo su Amoratti, calcio d'angolo, anzi fallo laterale. Fallo laterale in favore del Siliqua, non è stato assegnato il calcio d'angolo. Era calcio d'angolo! Calcio d'angolo no, non è possibile. Ancora Frau con le mani, palla dentro per Cosu, scarica ancora su Frau il cross, ribattuto ancora da Pirodi, ancora in fallo laterale. Adesso Pilloni prolunga all'interno dell'area di rigore del Barisardo, allontana ancora Ferreri. Palla giocata verso Pilloni, il palleggio di Pilloni, poi arriva ancora De Plano, mette giù la sfera. Il numero 7 Arras. Nonnis 1 contro 1, ancora Nonnis, si accentra Nonnis, prova il destro ribattuto ancora dalla difesa del Barisardo, il controllo ancora di Secci. Ancora Cucchedu, il controllo di Cucchedu, allarga per Frau,
Maccioni all'indietro per Cadeo. Cadeo di prima intenzione, allontana. Ancora Nonnis di testa. Magari il controllo, palla cercata dentro per Mammeli, ribattuta ancora dalla difesa del Sirico. Arriva ancora Cossu, allarga per Frau. Ancora Frau, mantiene il posto palla, palla dentro ancora per Cossu. C'è il cross di Cossu, pallone direttamente sul fondo. Ancora Cozza col sinistro, lancio lungo, sbaglia il tempo Pilloni, arriva il numero 4 Maccioni, pallone che rimane ancora in campo. Cossu, Cossu verso Mammeli, allarga per Nonnis, il controllo di Nonnis orientato verso il centro, ancora Nonnis, il tocco morbido, arriva prima di tutti Fanni che prolunga, poi Pirodi allontana nella zona dove c'è il numero 2 Frau. Ancora il controllo, pallone all'indietro per Maccioni, prima intenzione per Cucchedu, ancora Cucchedu, allarga per Capitan Azzeni, ancora pallone dentro per Nonnis, il controllo di Nonnis fermato da De Plano. Ancora Cucchedu, il tocco morbido, il controllo del petto, poi Cossu dal limite, prova il destro, calcia malissimo Cossu, pallone recuperato dall'estremo difensore Cozza. Arriva il pressing di Amorati, ancora Cozza. Il rilancio lungo, Maccioni di prima intenzione, poi prolunga Pilloni, allarga De Plano, l'ultimo tocco del capitano del Balisardo direttamente in foro laterale. Pilloni, palla dentro per Cossu, ancora Cossu, il controllo di Cossu, il cross sul secondo palo dove c'è Nonnis, pallone però troppo lungo che termina direttamente in foro laterale. Ancora Nonnis di testa nella zona dove c'è Amorati, ancora Amorati, il controllo di Amorati, tocco morbido di Amorati ma capisce tutto Mammeli. Adesso l'altro Mammeli, Francesco Mammeli con le mani, rilancio lungo per Amorati, il controllo col petto, ancora Amorati, pallone all'indietro per Azzeni. Porta palla Maccioni, lancio lungo dove c'è Mammeli, pallone all'indietro per Amorati ma capisce tutto e arriva prima di tutti il numero 11 Lotto, ancora Amorati all'indietro per Nonnis, ancora Nonnis, porta palla, pallone dentro per Mammeli, ancora Mammeli, il cross con sinistro, pallone sul fondo. Sette minuti 30 secondi trascorso in questa ripresa. Adesso Azzeni, mentre ricordiamo che questa diretta è stata richiesta e garantita dal chiosco dei Paris di Balisardo, che naturalmente salutiamo. Ancora Balisardo 1, Sirico 0. Cozza, il rilancio col sinistro, stacca Frau. Poi arriva l'anticipo di Maccioni che vince anche il contrasto, esce lui, palla al piede, lancio lungo, Cossu non ci può arrivare, Cozza che fa sfilare la sfera, la recupera. Ancora Cozza, rilancio dove c'è ancora Maccioni, il controllo di Pilloni, si gira Pilloni, lo contrasta ancora Staffa. Ancora Pilloni si accentra, tocca morbido per il numero 4 Maccioni, poi recupera la palla Secci, ancora Secci, le finte,
pallone giocato dentro, tutto regolare secondo il direttore di gara. Può ripartire Mameli, 1 contro 1 con Azzeni, ancora Mameli. C'è il contatto tra Mameli ed Azzeni, pallone all'indietro, arriva Arras, ancora Arras, allarga per Mameli, il controllo di Mameli, cerca il fondo Mameli, il cross deviato, pallone che rimane all'interno dell'area di rigore. Azzeni allontana nella zona di Nonnis, ancora Nonnis, c'è il fallo di De Plano. Azzeni per Cucchedu, ancora Cucchedu di prima intenzione per Nonnis, il controllo, ancora il lancio di Nonnis, palla che sfila, Pirodi la fa scivolare in rimessa dal fondo. Ancora Cozza, il sinistro lancio lungo, stacca più in alto di tutti il numero 4 Maccioni, poi Azzeni di testa del plano, palla recuperata ancora da Pirodi, con la sinistro la gira Pirodi, il controllo col petto di Maccioni, poi Azzeni per Maccioni, ancora il lancio lungo di Maccioni verso Cossu, arriva Pirodi, il tocco in foro laterale, ancora Cucchedu, sbaglia Cucchedu, poi vince il contrasto Cucchedu, poi Cossu, palla che carambola sulle gambe di Cossu, poi il lancio lungo di Magari per Mameli, ancora Mameli 1 contro 1, ancora Mameli contro Azzeni, c'è l'intervento di Azzeni, Mameli mantiene il posto di palla, poi cerca l'imbucata verso il numero 11 Lotto, palla recuperata ancora dall'altro Mameli, Francesco, poi è Pirodi in anticipo, Pirodi mantiene il posto palla, ancora Pirodi, pallone che rimane ancora in campo, 1 contro 1 di Pirodi che si accentra, ancora Pirodi con il destro, la risposta di Caddeo, poi allontana Mameli, a Moratti c'è il contatto con il numero 5 Pistis, calcio di punizione in favore della Siliqua. Già giocato il calcio di punizione, vediamo ancora Cucchedu, Cucchedu per Azzeni, ancora il lancio di Cucchedu nella zona di Nonnis e poi Staffa svirgola il pallone col destro, fallo laterale già rimesso in gioco a Moratti per Mameli, ancora Mameli per Nonnis, c'è l'intervento deciso del giocatore del Balisardo con la maglia numero 7, vale a dire Arras. Adesso ancora fallo laterale per il Siliqua, 12 minuti già trascorsi in questa ripresa, ancora Balisardo 1 Siliqua 0, palla recuperata ancora da Secci, il destro provato da Secci, pallone sul fondo, ancora Cozza, stacca Pilloni, arriva Frau, la mantiene in campo, rilancia a lungo, adesso c'è la spallata di Amorati, ma c'è anche il fuorigioco di Amorati sul segnalato dall'assistente del direttore di gara. Ancora Pistis, il lancio lungo, sbaglia il tempo Frau, arriva Pirodi, c'è la segnalazione dell'assistente del direttore di gara, bandierina che va su, fuori gioco fischiato ai danni di Pirodi, calcio di punizione in favore del Siliqua. Calcio di punizione già battuto da Maccioni per
Mammeli, riceve Nonnis, ancora palla dentro per Secci, ancora Secci che allarga per Frau, cerca e trova Cuccheddu, posizione centrale, ancora Cuccheddu, pallone sempre un po' troppo morbido che non arriva a destinazione, magari all'indietro per Arras, ancora Arras per Capitan De Plano, palla giocata in verticale, sbaglia il controllo Staffa, anzi il numero 11 Lotto. Adesso Secci, ancora Secci all'indietro per Azzeni, il lancio lungo di Azzeni, palla dentro per Nonnis, spalla a spalla tra il numero 6 Fanni e il numero 11 Nonnis, pallone direttamente sul fondo. Cozza lo può rimettere prontamente in gioco verso, arriviamo al minuto numero 14 e 40 secondi, la rimessa in gioco ancora di Cozza, stacca più in alto di tutti il numero 4 Marcioni, Mammeli, c'è il fallo di Pistis su Amorati. Calcio di punizione ancora Azzeni sul punto di battuta. Si aspetta il fischio del direttore di gara. Parte Azzeni, pallone che arriva nella zona dove c'è Cozza, chiama la sfera e la fa sua. Ancora Cozza, rimessa in gioco Frau in anticipo, poi Staffa ancora per Pirodi, palla giocata centralmente per De Plano, ancora Staffa di prima intenzione, magari con l'attacco capisce tutto, però Azzeni, poi è Secci che esce, palla alla piede, viene fermato, però poi perde anche il contrasto. Adesso Mammeli all'indietro per Cadeo, il rilancio di Cadeo, stacca Amorati ma stacca anche il numero 7 Arras, ancora Azzeni, l'anticipo di Arras, Amorati mantiene il posto palla, ancora palla dentro per Nonnis, 1 contro 1 con Fanni, si accentra Nonnis, ancora Nonnis, salta il diretto avversario, ancora una finta, poi si allarga ancora, subisce il fallo dal numero 3 Pirodi. Calcio di punizione in favore del Siriqua. Esce Cossu, entra il numero 16 Vacca. Minuto numero 17 di questa ripresa. Quindi dentro Vacca al posto di Cossu, il primo cambio del tecnico Marco Farci. Calcio di punizione sul punto di battuta, Capitan Azzeni. Calcio di punizione, parte Azzeni con la sinistra, palla che ribatte, viene ribattuta dalla barriera, poi la conclusione dalla distanza di Frau. Esce ancora
Pirodi, palla al piede, lancio lungo per Magari, arriva Magari col sinistro, il controllo, punta il diretto avversario, pallone messo dentro verso Mammeli, il controllo di Mammeli, il destro sul fondo del numero 10 del Balisardo, ripartenza della formazione ospite, pallone sul fondo. Secondo cambio, fuori Francesco Mammeli, dentro il numero 15 Pisu. Quindi dentro Pisu. Quindi a sinistra si sposta Frau, ancora Cadeo, lancio lungo, stacca il numero 15 Pisu che va a fare l'esterno basso di destra, a sinistra Frau, i due centrali sono Azzeni e Maccioni. Pistis sul punto di battuta, adesso arriva Staffa, il destro di Staffa, pallone morbido, chiama la sfera Cadeo, si scontra con Pistis, c'è il fallo del centrale difensivo del Balisardo, si rialza Cadeo, calcio di punizione già battuto dal numero 4 Maccioni sull'out di destra dove c'è Pisu, ancora Pisu, porta palla, il neoentrato scarica su Vacca di prima intenzione, ancora all'indietro. Il controllo di Secci, c'è libero Frau, riceve in questo momento ancora Frau, palla centralmente per Pilloni, la sponda per Cuchedu, arriva prima di tutti Frau per Cuchedu, le finte di Cuchedu, scarica ancora per Azzeni, palla dentro, viene anticipato Nonnis e poi ancora Nicola Azzeni, Frau cerca il fondo, si ferma Frau, pallone fuori per Nonnis, il controllo, prova il destro Nonnis, deviato dal direttore di gara. Pallone probabilmente deviato dal direttore di gara e non da un avversario. Palla che termina sul fondo. Non ho capito bene se è stato deviato dal direttore di gara o da un avversario, comunque palla deviata sicuramente perché si è sentito il tocco, si è visto anche il cambio di direzione del giro della palla, però secondo il direttore di gara invece la rimessa in gioco era per il Balisardo. Ancora Mammeli mette giù la sfera, arriva Nicola Azzeni che allarga per Frau, il controllo di Frau, cambia passo Frau, c'è il fallo di Mammeli, ancora Frau, adesso il controllo di Ammorati, ancora Ammorati all'indietro per Cadeo, fuori dalla propria area di rigore, il rilancio lungo, Secci anticipato ancora dal numero 7 Arras, porta palla Ammorati, pallone dentro per Nonnis, viene deviato, Pistis allarga sull'out di sinistra dove c'è Pirodi, arriva Pisu, Vacca gioca sul numero 15 del Sirico, ancora il controllo di Pilloni che però viene fermato ancora da De Plano, ancora l'intervento di Maccioni su Pirodi, rimessa in gioco sbagliata, direttore di gara che adesso richiama il numero 3 Pirodi, il numero 4 Maccioni, rimessa in gioco con le mani ancora per Ferreri, ancora il controllo di Magari per Staffa, arriva poi il destro di Lotto, palla ribattuta ancora dalla difesa del Siriqua, stacca ancora
Cuccheddu ancora con la sinistra per Nonnis, arriva l'intervento di Nonnis, anche quello del numero 6 Fanni, ancora Moratti dentro per Nonnis, non riesce a controllare Nonnis, ma c'è il fuorigioco, arriva la segnalazione del direttore di gara. Calcio e punizione in favore del Balisardo, la rimessa in gioco di Cozza, ancora Marcioni di testa, poi il controllo di Pirodi che prolunga la traiettoria del pallone nella zona dove c'è soltanto Pisu che fa sfilare la palla in fronte e la rimette prontamente in gioco, ma perde palla subito il Siriqua, ancora magari il controllo, pallone giocato per Pirodi, adesso ancora di prima intenzione il numero 8 Staffa. Fa laterale ancora per la formazione ospite. Mameli. Adesso la palla dentro sul secondo palo, c'è la conclusione del numero 3 Pirodi. Palla sul fondo. Rilancio lungo, mette giù la sfera Vacca, il controllo di Cuccheddu, posizione centrale, ancora Cuccheddu, allarga per Nicola Zeni, Frau sull'out di sinistra, il pallone messo dentro da Frau, calciato malissimo, controllato dall'estremo difensore Cozza. Rilancio lungo, sbaglia il controllo Maccioni, pallone giocato dentro da Magari per Mameli, capisce tutto capitano Azzeni, poi rilancio lungo nella zona ancora di dove c'è Vacca. Vacca allarga sul numero 10 Secci, adesso Nonnis 1 contro 1, Nonnis salta il diretto avversario, ancora la giocata di Nonnis, palla sull'esterno della rete, sul primo palo. La gran giocata di Nonnis che poi sbaglia la conclusione. Cozza, la rimessa in gioco nella zona dove c'è ancora Pirodi che mantiene il pallone in campo. Palla dentro, ancora per il numero 6 Pilloni. C'è l'intervento del capitano Del Plano, poi sbaglia tutto il Siriqua, riparte il Balisardo, ancora Pirodi. Pirodi gioca dentro, ma capisce tutto. La difesa del Siriqua, rilancio lungo, ancora nella zona dove c'è Ferrelli di testa per Del Plano, allarga Del Plano sul numero 7 Arras. Del Plano ancora per Arras, pallone messo dentro verso il numero 11 Lotto, il controllo di Lotto, ma arriva la segnalazione dell'assistente del direttore di gara, fuorigioco fischiato ai danni del Balisardo, riparte così il Siriqua, ancora con Vacca, ancora Vacca cambia gioco per il numero 10 Secci, palla giocata dentro per Amorati. Ancora Zeni per Moratti di testa, arriva il numero 6 Fanni, palla già giocata per il numero 6 Pilloni, ancora Pilloni verso Azzeni, il sinistro provato da Azzeni, palla deviata, poi recupera la sfera ancora Arras, l'allontana all'ultima deviazione del numero 2 Frau, fallo laterale in favore del Balisardo. Arriva anche il terzo cambio, fuori il numero 10 Secci, dentro Munzitu.
dentro il numero 17 Munzitu al posto di Seci. Adesso palla recuperata ancora da Nonnis. Ancora Pisu, palla dentro, ma capisce tutto Staffa. Poi il lancio lungo per Mameli, la posizione buona, va Mameli, inseguito ancora da Azzeni. Si ferma Mameli, affrontato da 3 avversari. C'è il fallo di Azzeni, c'è il giallo anche per Maccioni. Calcio di punizione in favore del Barissardo. Fatti sostituire che non ce la fai più. Calcio di punizione per la formazione ospite. Sul punto di battuta il numero 9 Magari col sinistro, il numero 8 Staffa col destro. La finta di Magari, parte Staffa col destro, pallone che gira, toccato dalla barriera, palla che termina in calcio d'angolo. Stiamo entrando nel 31esimo minuto di gioco di questa ripresa, sempre Barissardo in vantaggio per 1-0. Ancora Magari sul punto di battuta, palla giocata corta per Staffa, ancora Magari il controllo, il cross, pallone che gira, la traversa colpita dal numero 6, anzi dal numero 2 Ferreli. Già rimessa in gioco da Caddeo, c'è Frau, adesso Azzeni, il pallone morbido per Amorati, il controllo, si gira Amorati. Ancora pallone giocato dentro per Frau, 1 contro 1 di Frau. Amorati, il controllo, il palleggio, poi pallone all'indietro per Azzeni. Amorati cerca di entrare lui, palla al piede da solo all'interno dell'area di rigore, palla in laterale. Già rimesso in gioco Cuccheddu, trova Maccioni libero, allarga sul lato di sinistra dove c'è Frau, chiama la palla a Nonnis, ancora l'aggancio di Nonnis, c'è il fallo adesso di De Plano. Calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa. Calcio di punizione sul punto di battuta Nonnis. Parte il numero 11, pallone morbido, stacca Nicola Azzeni, pallone che rimane ancora là, c'è il fallo sul numero 2 Ferreli. Calcio di punizione in favore della formazione ospite. Ancora Cozza, rimessa in gioco con il sinistro, lancio lungo, Azzeni di testa, palla verso Amorati, prende posizione Amorati, il contatto con Pistis, calcio di punizione in favore del Siliqua.
Ancora il numero 11 Nonnis per la battuta di questo calcio di punizione. Arriva il fischio, parte Nonnis, pallone morbido sul secondo palo dove c'è Maccioni che poi anticipa il diretto avversario, ma viene fermato ancora da Capitan De Plano. Fallo laterale in favore del Siriqua. Frau rimette in gioco, pallone all'indietro di Nonnis per Cadeo, ancora Cadeo, il lancio lungo, Azzeni di testa, c'è il tocco forse con il braccio di De Plano, ma poi arriva il numero 17 Munsitu, fermato secondo il direttore di gara in maniera regolare. Poi arriva la segnalazione dell'assistente del direttore, dell'arbitro, il signor Melis della sezione di Ozieri. Ancora Azzeni, trova Nonnis, allarga per Frau, ancora Frau, pallone verso lo stesso Nonnis, palla centrale per Cucchedu, scivola Cucchedu, sbaglia tutto il Siriqua, può ripartire così il Balisardo con Mameli, ancora Mameli all'indietro per Piroddi, l'ex giocatore del Lanusei. Adesso il rilancio di Ferrelli, lancio lungo nella zona dove c'è Magari, il controllo di Magari, pallone giocato ancora dal numero 9 del Balisardo. Capisce tutto Nicola Zeni che permette a Nonnis di recuperare il pallone, poi Piloni, fermato ancora De Plano, entra in scivolata, la scivolata anche di Mameli, allontana ancora il Balisardo, c'è il controllo ancora fuori gioco fischiato ai danni del Balisardo. Azzeni mette in movimento Pisu, il controllo, c'è Vacca libero, riceve in questo momento, si accentra Vacca, viene fermato ancora da Piroddi in fallo laterale. Vacca con le mani per Maccioni, riceve Nicola Azzeni, c'è libero Frau, riceve in questo momento Frau, il controllo ancora da Frau per Azzeni. Nonnis va in profondità Munsitu, c'è anche Amoratti, palla all'interno dell'area di rigore, Munsitu non riesce a controllarla, poi c'è il fallo di Munsitu. Arriva il primo cambio in casa Balisardo. Fuori il capitano De Plano. Arbitro! Arbitro! Ti giri a guardare, o scemo! Fai uscire dallo spogliatoio, fai uscire! Fuori De Plano. Si è presa ovviamente come capitano in queste occasioni con molta calma, stringe anche la mano al direttore di gara. Quindi si abbassa a fare il play Mameli. Davanti agiranno adesso Magari con la maglia numero 9 e il numero 14 Pischedda.
Rimane a terra il neoentrato Pischedda. Anzi no, non è Pischedda, è il numero 11 Lotto. Ancora Azzeni sul punto di battuta. 39 minuti 40 secondi in questa ripresa. Si sta giocando veramente poco in questa ultima parte del secondo tempo. Adesso sbaglia il controllo Munzitu. Adesso palla dentro a Moratti per Munzitu, ancora Munzitu con il destro, la risposta ancora dell'estremo difensore Cozza, che poi recupera la palla in due tempi. Ancora Cozza, rilancio lungo, Azzeni con la petto. Pilloni salta il diretto avversario, può allargare verso il numero 2 Frau. Ancora Frau si accentra, poi scarica per Azzeni, pallone morbido di Azzeni. Giocata all'indietro adesso per Cuccheddu, pallone centrale per Nonnis. Si defila Nonnis, cerca il fondo, si ferma Nonnis. Adesso c'è il fallo di Piroddi su Nonnis. Calcio di punizione in favore del Siliqua. Calcio di punizione ancora per la formazione padrona di casa. Cuccheddu alla battuta, pallone giocato corto, palla che rimane all'interno dell'area di rigore. Non ci arriva a Moratti, può ripartire il numero 14 Pischedda, poi c'è l'intervento di Nonnis in foro laterale. Con le mani ancora Ferreli. 42 minuti 40 secondi. Ancora Pirodi di testa, prolunga, palla nella zona di Maccioni. Nonnis non riesce ad intervenire, arriva Moratti, poi c'è il fallo di Mameli, poi Nicolazzeni. Frau porta palla, poi perde il contrasto, ancora Pischedda, c'è il fallo di Maccioni, adesso arriva il giallo per Mameli. Ancora Balissardo in vantaggio per 1-0 quando sta per arrivare anche il minuto numero 44 di questa ripresa. Adesso Pissis non riesce il controllo a Piroddi.
Pilloni il controllo, ancora Pilloni si accentra, viene fermato da 3 avversari, c'è il calcio di punizione a favore del Siliqua. Già giocato, adesso Maccioni perde il contatto col pallone, arriva Nonnis prima di tutti. Adesso c'è il fallo di Pischedda su Nonnis, calcio di punizione in favore del Siliqua. Potrebbe essere una delle ultime azioni di questa ripresa, perché sta per scoccare il minuto numero 45. Ancora Zeni, Munzitu all'indietro per numero 2 Frau Mameli. Mameli, pallone dentro per Magari, capisce tutto Caddeo, accorcia la distanza sul pallone, poi fa sfilare la sfera all'interno della propria area di rigore, mette subito in movimento Maccioni, lancio lungo, Staffa controlla con la testa, poi si aiuta probabilmente con un braccio in maniera però involontaria. Ancora Cuccheddu, pallone dentro per Nicola Zeni, il controllo, gioca corto per Munzitu, la filta di Munzitu va via alla diretta avversaria, ancora Munzitu all'interno dell'area di rigore, pallone messo all'indietro ma capisce tutto la retroguardia del Balisardo. Magari il controllo, può scaricare per il numero 7 Arras, non lo fa ma si procura lui il fallo laterale. Fuori il numero 11 Nonnis, dentro il numero 18 Serafini. Quindi dentro Serafini, fuori Nonnis, autore di una buona partita. Rimessa in gioco con le mani, palla controllata da Magari all'indietro per Arras, ancora Arras, posizione centrale per Staffa, dalla parte opposta per Pirodi, va in profondità Pischedda, ancora Pirodi, palla dentro per il numero 14 del Balisardo, 1 contro 1 con Maccioni, ancora Pischedda, rimane in piedi, fermato poi dal recupero di Pisu, e Vacca che va via alla diretta avversario, arriva il giallo per Pirodi. Calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa. (47 minuti 13 secondi). La punizione, palla verso Munzitu, adesso stacca Cuccheddu, poi Zeni prolunga, ancora Vacca non riesce a controllare, palla allontanata, Pischedda, pallone all'indietro per Pirodi, ancora Pirodi che allontana il pallone, Caddeo lo mantiene in campo. Ancora Mameli, il rilancio lungo, Caddeo fuori dalla propria area di rigore, palla controllata con il braccio dal numero 11 Lotto. Rilancio lungo di Zeni, stacca ancora Lotto, c'è il controllo di Magari, pallone allontanato nella zona dove c'è il numero 4 Maccioni, poi Cuccheddu si scontra con Piso, ancora Maccioni di prima intenzione con la sinistro, palla allungata in profondità sul centrale difensivo, il numero 5 Pistis che salta al più in alto di Vacca, si rialza Vacca, adesso Cuccheddu, ancora il controllo, palla giocata corta, pallone ancora al limite, arriva Munzitu, il controllo
del numero 7 Arras, palla recuperata ancora da Vacca, ancora Vacca che cerca il fondo, palla ribattuta ancora da Arras in laterale. Vacca con le mani verso Azzeni, pallone all'interno dell'area di rigore, allontanato poi dalla difesa del Barisardo. Già rimessa in gioco con le mani dalla numero 4 Maccioni. Ancora Cuccheddu, il lancio lungo, palla dentro l'area di rigore, c'è il contatto con Pisu, ma c'è il calcio di punizione in favore del Barisardo. Cinquantesimo che scocca in questo momento. Calcio di punizione, Pistis, arriva il triplice fischio, il Barisardo espugna il Comunale di Siliqua per 1-0 grazie al gol messo a segno da Andrea Mameli nella prima frazione di gioco. Con questo risultato si chiude la 13ª giornata del campionato di promozione girone A tra Siliqua e Barisardo, quindi Barisardo 1, Siliqua 0 grazie al gol messo a segno da Andrea Mameli. Noi ringraziamo naturalmente il chiosco dei Sparis di Barisardo per la diretta esclusiva per questa gara di campionato. Da Alessandro Carta un ringraziamento da Andrea Farris per le immagini, per la parte tecnica, naturalmente agli amici di Barisardo. Subito dopo ci saranno le interviste del post partita. La società Bartoli Figeredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Figeredi sostiene lo sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Michele Cannas, tecnico del Barisardo, 3 punti che danno morale, 3 punti che muovono la classifica. Sì dai, sono 3 punti che in questo periodo dell'anno, soprattutto adesso che c'è la pausa per le vacanze natalizie, penso e spero che ci possano dare la carica, perché di serenità non si può parlare, ma la carica giusta a livello di adrenalina, a livello di motivazioni per poterci allenare meglio per le ultime 17 battaglie che ci attendono. Il Siliqua arriva da un periodo un po' particolare, via tanti giocatori importanti, Giacomo Chessa, Cacciutto. Voi però siete arrivati qui per giocarvi la vostra partita, per ovviamente metterla nella condizione migliore. Poi il gol dell'1-0 al primo tempo, diciamo che vi ha permesso di gestirla un po' meglio. Se di gestione vogliamo parlare, allora sì.
l'abbiamo gestita, nel senso che siamo venuti qua, noi dobbiamo portare il rispetto giustamente a chiunque, la classifica parla chiaro, per quello, come ti stavo dicendo prima, non è proprio il momento di fare interviste, di gioire, almeno da parte mia, perché sapete che l'allenatore è il responsabile dei risultati della squadra che non stavano andando per il verso giusto, non che dovessimo pretendere da noi stessi molto più, cioè un campionato molto diverso da quello della salvezza, però potevamo tranquillamente parlare di un altro campionato se avessimo sfruttato al meglio quelle che sono le nostre caratteristiche, e non siamo riusciti. Per quanto riguarda il Siliqua, la verità, io dopo quello che abbiamo letto sui giornali e sulle testate giornalistiche non sapevamo cosa aspettarci, perché si sa che molto spesso sì, gli acquisti vengono pubblicizzati e altri no, quindi non sapevamo, e siamo venuti qua con l'umiltà di una squadra che deve ambire a fare i più punti possibili in casa o fuori con qualsiasi avversario, perché non ha nulla da perdere, soprattutto in questo tipo di trasferte, però a noi servivano come il pane e si è visto in campo, non è che l'abbiamo gestita, abbiamo dato tutto, siamo riusciti a fare il gol come pensavo e come speravo, nel senso con le nostre caratteristiche, provando a giocare palla il primo tempo, il secondo tempo si è sofferto tantissimo. Era di quelle partite che chi ha visto calcio fondamentalmente si pensava anche che potessimo fare il 2-0 immeritatamente, nel senso che il Siliqua ha dato tutto e ha tenuto il possesso per gran parte della partita, però noi ci siamo difesi in modo ordinato, con la giusta tenacia, e soprattutto siamo anche riusciti a ripartire, cosa che ultimamente non stava avvenendo. Tu hai parlato di acquisti pubblicizzati o meno, ti chiedo una battuta, puoi rispondermi ovviamente o meno. Si parla di Nieddu in procinto di passare al Balisardo, potrebbe essere una possibilità, certo che un attaccante come l'ex capitano del Tortolì sarebbe un gran lusso in questa categoria. Beh, stai parlando di uno dei miei amici d'infanzia, nel senso non è che sto qui a parlare di Marco Nieddu. Di sicuro da allenatore del Balisardo, non Michele Canas, da allenatore del Balisardo posso augurarmi per me, per la società, per il blasone che può avere l'acquisto di Marco Nieddu e soprattutto per i compagni, che possa arrivare, però non spetta a me adesso dirti che se arriverà, se non arriverà, perché ci sono delle situazioni che non fanno parte del mio operato, diciamo. Te lo chiedo perché è una voce per cui... Stiamo parlando dell'attaccante che nei campionati regionali negli ultimi 2 o 3 anni ha fatto quasi 100 reti, quindi di conseguenza sarebbe sicuramente un acquisto di quelli che fa la differenza, che fa salire il livello, come d'altronde è già avvenuto, perché noi abbiamo acquistato 2 giocatori che sono rientrati alla base, Daniele De Plano, che era il capitano, e Matteo Arras, che hanno fatto gli ultimi anni a Balisardo, sono rientrati adesso nel mercato di riparazione. Fondamentalmente il mercato di riparazione serve a questo, serve sia a dare qualcosa singolarmente agli acquisti che arrivano, ma devono per forza di cose salire il livello dei giocatori che già tu hai, perché la base, quella che è partita dal 20 agosto è quella, e chi arriva, dovesse arrivare un Marco, come sono arrivati loro, hanno questa responsabilità. Per lottare per la salvezza bisogna salire di livello assolutamente durante gli allenamenti come mentalità, e soprattutto perché abbiamo anche altri giocatori come un Ferrelli, come un Pistis, che hanno calcato anche altre categorie, ma me ne dimentico altri. Abbiamo le possibilità di migliorare, io ho una fiducia immensa in loro e c'è da battagliare ogni partita, da allenarsi bene. Ringraziamo Michele Canas per l'intervista, in bocca al lupo naturalmente per il proseguo del campionato. Io chiudo qui la diretta dal comunale di Siliqua, vi ricordo che il Balisardo ha vinto 1-0 contro il Siliqua grazie al gol di Mameli nel primo tempo. Da Alessandro Carta ancora un ringraziamento e un saluto a tutti gli amici di Balisardo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.